24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Prodotto interno lordo. La quantificazione della ricchezza prodotta si è rilevata inadeguata a misurare il benessere generale di una società, la soddisfazione dei cittadini, la sostenibilità dello sviluppo sociale e ambientale. Bisogna andare oltre, individuare indicatori diversi che considerino più fattori e su questi riorientare la stessa politica, l'azione delle istituzioni, ma anche la loro struttura e il loro ruolo. Sono queste le conclusioni enunciate ieri a Venezia dall'assessore alla tutela del consumatore del Veneto Franco Manzato al termine del confronto sul tema Oltre il PIL, svoltosi nell'aula magna dell'Università Ca' Foscari per iniziativa del gruppo Oltre il PIL, nato dalla collaborazione tra Regione del Veneto, Union Camere Regionale e la Camera di Commercio di Venezia. Si complica la strada che potrebbe portare il Veneto agli sgravi fiscali per gli alluvionati. Mentre gli uffici della Regione e quelli del Commissario Perla Stancari stanno passando al setaccio l'ormai celeberrimo articolo 4, quello che prevede detrazioni di imposte per chi ha ricostruito case, imprese e negozi dopo una calamità naturale, da Roma rimbalzano voci tutt'altro che confortanti in vista di una battaglia da combattere nel palazzo. Il Veneto ha già avuto tanto, ha commentato il capo della Protezione Civile Nazionale Franco Gabrielli. Le priorità in questo momento sono altre, come il reperimento delle risorse per le 5 alluvioni dimenticate, dal Teramano alla Puglia, passando per le Marche, terre che a 9 mesi dalla catastrofe non hanno ancora visto un euro. Il Veneto elimina il Sud come destinazione ferroviaria. Il nuovo orario ferroviario, scattato dalla mezzanotte di domenica, disegna una nuova mappa del viaggiare in treno nella regione. Tagliati tutti i treni notturni a lunga percorrenza che da Venezia portavano a Bari, Lecce, Palermo, di fatto isolando il Veneto da regioni come Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, mentre un'evidente preferenza Trenitalia l'ha accordata alla dorsale tirrenica potenziando l'alta velocità per Roma. I sindacati protestano, temendo un aumento del prezzo dei biglietti. Sulla questione è intervenuto anche l'assessore regionale ai trasporti Renato Chisso e allo studio un aumento del prezzo del biglietto. Vedremo con il governo. C'è poco da festeggiare. Se avete progettato di usare la 13ª per qualche sfizio o per i desideri rimasti finora nel cassetto, è meglio richiudere quel cassetto e tenerlo chiuso ancora un po'. Secondo uno studio realizzato dall'Adico, quest'anno il 79% della 13ª dei Veneti sarà utilizzato per pagare pendenze economiche di vario genere, come tasse, bolli, canoni, mutui e rimborsi dei debiti accumulati lungo il corso dell'anno. In tanti ci dicono che devono saldare prestiti arretrati con parenti o amici, ci racconta Carlo Garofolini, presidente dell'Adico, associazione dei consumatori che ha sede a Mestre e conta circa 4.000 iscritti. Lo studio dell'Adico sulle 13ª è stato realizzato su un campione di 200 persone, tra famiglie, coppie conviventi e single. Tirando le somme, quello che rimarrà in tasca alle famiglie, vale a dire circa un quinto del monte 13º, non servirà a rilanciare i consumi, continua a spiegare il presidente dell'Adico, visto che almeno 3 famiglie su 4 taglieranno le spese per l'incerta situazione economica. Sempre secondo l'Adico, infatti, 6 persone su 10 rinunceranno quest'anno ad andare in vacanza a Capodanno e 5 su 10 non andranno al ristorante il giorno di Natale. Insomma, tutti a casa per un Natale più magro e con in tasca una 13ª che magari è già volata via. L'ennesima lite in famiglia provocata dall'alcol. Vittima una donna, madre di 3 bambini, abituata a subire le percosse del marito violento. Per porre fine alla tragica vicenda sono dovuti intervenire i carabinieri del radiomobile della compagnia di Padova, i quali, grazie alla richiesta di intervento partita dai vicini, hanno trovato la donna col volto sanguinante ed i bambini spaventati in casa.
In manette è subito finito il marito, 35 anni, nigeriano, pregiudicato e ristretto agli arresti domiciliari. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, dopo aver bevuto una bottiglia di whisky, è andato in escandescenze, aggredendo la moglie e picchiandola selvaggiamente. Il nigeriano è stato condotto nel carcere di Padova. Montepulciano made in USA. L'Alcohol and Tobacco Tax Trade Bureau americano ha dato il placet all'uso del nome anche per i vini di vitigni statunitensi. Tutti i particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.